cordiale saluto amici della WeSport, ben trovati al comunale di via Don Luigi Sturzo. Si apre il campionato di eccellenza girone B, prima giornata. L'Aci Sant'Antonio affronta nel derby delle Aci l'Aci Catena, partita sentitissima nonostante le porte chiuse, entrambi i supporters fuori dall'impianto per sostenere i propri beniamini. Vediamo nell'ordine le due formazioni che scendono in campo. Da una parte l'esordio casalingo, l'abbiamo detto, della formazione di Mister Torrisi, che ha già superato il primo turno di Coppa. È un 4-3-3 quello della matricola neopromossa nel campionato interregionale, con Cirnigliaro tra i pali. Tanti auguri a lui, oggi è il giorno infatti del suo compleanno. In difesa da destra verso sinistra Romeo, Milizia, Sardo e Godino. Ne è arrivato dal Paternò a centrocampo Strano in regia, con Fofanà e Petrullo ai suoi lati. In avanti la coppia d'oro del duo Merola-Strano. Questi i due grandi acquisti della zona offensiva dell'Aci Sant'Antonio. Parliamo di Giannaula e Frittitta a completare il reparto. Sulla destra Giuffrida. In battuta si presenta il numero 6 Spampinato, che cerca lungo, attenzione a Belluso, prova a incunearsi, poi un anticipo, il tentativo, la deviazione provvidenziale sulla conclusione di Castelli, che era. E adesso la punizione che viene battuta da Tornatore in casa Aci Catena, sfera che termina De Emanuele, riesce a controllare il numero 10 e poi sventaglia in maniera magnifica per il compagno. Il tentativo di Licata, pericolo, ma ancora una volta l'Aci Catena in zona offensiva con De Emanuele che cerca questo destro, viene deviato da Cirnigliaro in calcio d'angolo. La difesa. Seguiamo questa rimessa laterale, lo scarico all'indietro per Licata, tentativo di tiro cross, una deviazione, attenzione che c'è un intervento o comunque una caduta di Belluso in area di rigore, non fisca niente il direttore di gara, anzi proprio sbracciando ha detto non c'è stato nulla, non c'è stato il tocco. Ora arriva il fallo, arriva anche la prima, no, è un'espulsione, non è un'ammonizione, cartellino rosso per l'Aci Catena. Resta in 10 la formazione di Mister Miniego. Dovrebbe essere stato il numero 11 Licata a essere espulso. Ora Strano. Il lancio per Frittitta, non c'è fuorigioco. Frittitta prova a trovare spazio sulla sinistra, Frittitta prova a superare Tornatore, grandissimo intervento del numero 5 capitano dell'Aci Catena, che subisce anche il fallo da. E arriva adesso il duplice fischio da parte del signor Michele Buzzone della sezione DN. 0-0, non tantissime emozioni in questo derby delle Aci tra Aci Sant'Antonio e Aci Catena. Ricordiamo però che la formazione ospite di Mister Miniego è in 10 uomini per l'espulsione di Licata, un secondo tempo quindi tutto da seguire. Ci prendiamo una pausa noi amici della WeSport, ci risentiamo tra poco per il secondo tempo di Aci Sant'Antonio Aci Catena. Con il numero 17 ha fatto il suo ingresso in campo Alfio Tomarchio. Viene perso ancora, attenzione all'Aci Catena che può ripartire con Belluso, attenzione, sfera allargata sulla destra dove c'è il giovane Sant'Onofrio che mette questo tentativo di tiro cross in mezzo, pallone facile per Cirnigliaro, un pallone che viene recuperato per vie centrali da Strano. Strano potrebbe pensare alla conclusione, poi si affida a Giuffrida su Giannaula in area di rigore. Giannaula, attenzione a Giannaula che cade in area, calcio di rigore. Questa la scelta da parte del direttore di gara fra le proteste dei giocatori dell'Aci Catena, un intervento più che dubbio quello di Tornatore. Può partire la rincorsa di Giannaula, col destro Giannaula spiazza il portiere e fa 1-0 per l'Aci Sant'Antonio in questo derby delle Aci. Inizia così la stagione della formazione di Mister Torrisi, che qui incita, dalla carica ai suoi. È arrivato il gol che aspettava, è arrivato l'1-0 dell'Aci Sant'Antonio, che dunque sblocca il risultato all'8° minuto del secondo tempo con il gol del bomber, del nuovo bomber dell'Aci Sant'Antonio, Giannaula. Espulso l'allenatore Miniego dell'Aci Catena. È una bella mattonella e soprattutto il destro di De Emanuele ce l'ha fatto già vedere nel primo tempo, è uno di quelli da mettere attenzione. De Emanuele col destro, il pareggio dell'Aci Catena, 1-1, pennellata da parte di De Emanuele che batte Cirnigliaro e arriva il pareggio dell'Aci Catena, un gran gol da parte di De Emanuele, che dunque trova il pareggio al 13° con questo calcio di punizione. Finisce per Giuffrida
conquista il pallone, riesce a passare Giuffrida, non fischia nulla, il direttore di gara viene ancora messo giù in area, poi il pallone all'indietro, la conclusione, arriva il gol, ancora Giannaula, il 2-1 dell'Aci Sant'Antonio, la doppietta di Giannaula, il derby delle Aci è infiammato in questo secondo tempo, già 3 gol nel giro di appena un quarto d'ora, arriva la doppietta per Giannaula, arriva il 2-1 dell'Aci Sant'Antonio. Da una parte e dall'altra esce Giuffrida ed entra Orazio Borzì. È il turno del numero 16 Salvatore Lombardo, l'avevamo annunciato sulla punizione di De Manuele, esce Fofana. Parte ancora De Manuele, la sua pennellata si stampa alta sopra la traversa. Fuori viene ancora giocata all'Aci Sant'Antonio, attenzione perché c'è tanto spazio, una situazione di 3 contro 1, qui però Spidaleri affrontato da Frittitta, ancora Spidaleri è decisivo perché era una situazione di 3 contro 1 per l'Aci Sant'Antonio, subisce fallo da Lombardo che è già ammonito. Attenzione ora alla ripartenza, Giannaula riesce a partire ed è in gioco, sul secondo palo c'è Frittitta, Giannaula mette in mezzo per Frittitta che si coordina per il destro in acrobazia, mette il pallone fuori Frittitta. Un cambio, sta per entrare il classe 2001 Danilo Gulisano, Frittitta va a scambiare in questo caso con Tomarchio, Frittitta vicino all'area, scarica per Giannaula, sinistro di Giannaula, viene deviato da un difensore, voleva il rigore per un tocco di mano, l'Aci Sant'Antonio ha lasciato andare il gioco Buzzone. C'era Saulo, De Manuele, scucchiaiata, attenzione, colpo di testa da parte di Catania, alto sopra la traversa di recupero. Ancora tanto da raccontarvi. Belluso, attenzione, Sardo lo mette giù e credo sia rosso diretto per Sardo. Siamo al 48esimo e 30 secondi, ma crediamo che il gioco vada avanti almeno fino al 51-52esimo. Parte De Manuele, il suo invece è un assist, conclusione doppia Belluso, Cirnigliaro, ancora Belluso che ci prova da terra. Aci Catena che si rende pericolosa in questi minuti finali. Astrano che qui addirittura si scontra con il compagno, può ripartire Frittitta in contropiede, attenzione perché fiducia è fuori dai pali, Frittitta tu per tu al portiere, Frittitta lo fredda e fa 3-1 per l'Aci Sant'Antonio che dunque fa sua la prima giornata del campionato di eccellenza. Arriva sul finale anche la firma di Frittitta in contropiede, scatenato mister Torrisi. Dopo la doppietta di Giannaula è arrivata anche la firma di Frittitta e arriva il triplice fischio finale anche al comunale di via Don Luigi Sturzo. Noi amici della Wii Sport su questi festeggiamenti dell'Aci Sant'Antonio vi salutiamo. Termina questo nostro live, grazie a tutti per averci seguito, siete stati tantissimi, un cordiale saluto dal comunale di via Don Luigi Sturzo e alla prossima!